Bentornato, dottor Salvo. Grazie. Tutto Ecco, ben arrivato. La domanda, a lei il compito non semplice di fare un po', di raccordare un po' e di tirare un po' le conclusioni di questa sessione da un osservatorio che il suo è un po' omnicomprensivo, no? Partiamo dall'ambulatorio per arrivare a un reparto pediatrico, a avere gli adulti, avere anche una comunità, gestire tutto questo. Quindi diciamo che si vedono un po' tutte le fasi in cui. E l'altra domanda che le faccio è: ma parliamo solo di ragazze da pediatra e in giovane età, oppure andiamo poi avanti con queste malattie? Andiamo avanti in un'età maggiore in cui quando poi si cronicizza, e quando si cronicizza, qual è il ruolo del medico di medicina generale, del pediatra, avendo questa visione così omnicomprensiva? Buongiorno a tutti, grazie intanto. Sì, io credo che quello che abbiamo sentito finora e immagino anche quello che sentiremo nelle sessioni successive, conoscendo i colleghi e anche le associazioni che partecipano a questo webinar, e credo debba sottolineare un aspetto fondamentale. I disturbi dell'alimentazione sono dei disturbi che hanno una caratteristica non unica, però sicuramente peculiare, di attraversare tutte le fasi della vita e di attraversare le fasi della vita con manifestazioni cliniche molto diverse e con necessità di trattamenti molto, molto differenziati. E credo che questo sia una cosa che noi dobbiamo cominciare a padroneggiare, e sia a livello di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, sia per quanto riguarda gli specialisti, sia per quanto riguarda le famiglie e conseguentemente le associazioni. E è vero, noi lo sappiamo, lo vediamo tutti i giorni, che oggi come oggi gli esordi sono molto precoci, precocissimi, e sono diventati spesso così precoci da attenere all'area pediatrica e neanche preadolescenziale o prepuberale. E questo ovviamente richiede una grande capacità da parte di chi osserva il fenomeno, quindi pediatri di libera scelta in quell'età, dei servizi di organizzarsi per poter prendersi carico di utenti così giovani, con tutti i bisogni che questa cosa determina, con tutte le peculiarità che questo tipo di trattamenti in questa età richiedono, e anche col fatto che la modalità di coinvolgimento delle famiglie non può che essere diversa da quella che possiamo pensare per utenti di età avanzata oppure che hanno delle situazioni di lunga durata. E l'altra cosa è che le caratteristiche cliniche di questi disturbi cambiano con l'età, ma per dire una cosa molto, molto importante, collegata a quella che diceva il dottor Ferrari prima, in qualche maniera, perché poi si arriva ad un certo momento dell'età della vita e della malattia dove le sequele psicofisiche, sociali, relazionali, affettive del disturbo sono tali che richiedono degli interventi che diventano in qualche maniera quasi anche aspecifici, ma che poi invece sono determinanti per la qualità della vita. Allora proviamo un attimino rapidissimamente a fare un percorso ipotetico di queste situazioni, tenendo conto a latere di un aspetto molto rilevante. Noi siamo abituati, tutti, lo vediamo anche qua oggi, a parlare dei disturbi alimentari pensando prevalentemente all'anoressia, perché ovviamente è il disturbo più impattante, col maggior rischio di vita e quant'altro. Ma i disturbi dell'alimentazione sono una congerie di disturbi estremamente ampia, molto complessa. Alcuni disturbi hanno una possibilità di essere diagnosticati in maniera categoriale solo da poco tempo, ma noi li vedevamo già da molti anni.
alcuni disturbi come il disturbo evitante del cibo hanno degli esordi precocissimi e noi li vediamo spesso già stabilizzati o non sappiamo neppure riconoscerli, se non in contesti molto specifici. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi abbiamo a che fare con degli esordi in età molto precoce, noi dobbiamo avere un obiettivo unico, che nell'ambito di un trattamento sicuro mirare alla guarigione della persona. Perché noi sappiamo che gli utenti giovanissimi guariscono in una grandissima percentuale di casi, purché trattati precocemente bene da persone che sanno fare questo lavoro. Questo apre tutto un grande capitolo che non affronterò io qua, sul fatto che poi ci sono infiniti rivoli di pseudo trattamenti fuffa che vengono proposti alle persone che hanno disturbi dell'alimentazione, come in molti altri ambiti purtroppo della nostra vita. Una cosa molto importante per i medici in medicina generale e pediatri di libera scelta è anche saper indirizzare negli ambiti specialistici, che pure oggi ci sono in gran numero in Italia, non dappertutto, non in maniera omogenea, però ci sono, e bisogna anche saper indirizzare le famiglie. In questo le associazioni possono avere un grande potere e assumersi un grande compito, non tanto di individuare il singolo professionista, ma di dare un consiglio rispetto al fatto di inserirsi all'interno di percorsi che abbiano una qualche valenza di possibilità di trattamento adeguato. Quindi per i giovanissimi questo è sicuramente l'obiettivo, e non può essere quello. Può capitare che ragazzi molto giovani debbano essere ospedalizzati, capita con una qualche frequenza, ma questo non inficia poi l'efficacia del trattamento se viene condotto bene. Diverso è quello che invece poi diventa necessario, e anche di quale diventa il ruolo della famiglia e della medicina di base nei disturbi enduring di lunga durata, perché nei disturbi di lunga durata occorre mettere in campo in realtà un insieme di interventi molto più complesso, molto più articolato. Vi faccio degli esempi per capire cosa intendo. E quello che determina la lunga durata della malattia non è soltanto lo stato psichico della persona, e non è soltanto lo stato organico in un determinato momento, è diventata troppo magra, ma è la stratificazione di tutto questo, dei trattamenti di lunga durata, della perdita di lavoro, dell'incapacità e dell'impossibilità di avere delle relazioni, di avere una vita autonoma. Allora noi dobbiamo pensare che all'interno di questo il ruolo del medico di medicina generale diventa di un monitoraggio attivo per quanto riguarda le condizioni organiche, che spesso si stabilizzano magari in maniera scadente, ma si stabilizzano, e invece il lavoro che poi va fatto è un lavoro di recovery, è un lavoro sulle abilità residuali, è un lavoro per esempio sull'inserire queste persone che spesso hanno una cinquantina d'anni all'interno di percorsi lavorativi protetti, all'interno di percorsi di residenzialità leggera, all'interno di percorsi di co-housing, no? Cose che per esempio le associazioni possono fare. L'associazione Fenice, per esempio a Portogruaro, adesso ha aperto un appartamento che ci permetterà, Covid permettendo, di iniziare un'esperienza di co-housing di alcuni utenti di giovane e media età, no? che verranno assistite in maniera leggera da parte del servizio, però all'interno di un percorso anche di inserimento lavorativo protetto da parte della salute mentale. No? Quindi i disturbi alimentari hanno questa caratteristica, è di attraversare le fasi della vita e di produrre una stratificazione clinica, e uso un termine volutamente forte, ma che però va inteso come tale, di disabilità quando il disturbo dura per tanto tempo. E guardate che non parlo dell'anoressia in particolare, la disabilità relazionale che produce il grave disturbo dell'alimentazione incontrollata, con la sfiducia nel corpo, la vergogna e il nascondimento delle condotte e quant'altro, è altrettanto importante, e noi spesso non lo rileviamo perché lo ascriviamo a delle situazioni di obesità tout court, come se non si trattasse in realtà di una psicopatologia. Ecco. Quindi questo è il messaggio che io credo sia importante. Età diverse, ruoli diversi, compiti diversi, le famiglie ovviamente passano da situazioni di quasi trauma, spesso di trauma vero, al momento dell'esordio, no? A delle situazioni poi quasi di drammatica abitudine alla condotta alimentare alterata o alla deriva relazionale, affettiva e sociale delle persone che hanno delle malattie di lunga durata. Questo non è necessario, è umano, è comprensibile,
però se i servizi cominciassero ad attrezzarsi a fornire una gamma di risposte, come avviene solitamente nella salute mentale, perché questa non è un'invenzione legata ai disturbi dell'alimentazione, è ampia e rispondente effettivamente alle varie fasi del disturbo e alle sue correlati sociali, psichici e organici, e si riuscirebbe a fare sicuramente un grandissimo lavoro. Grazie. Patrizia, grazie dottor Salvo per questo preziosissimo, chiarissimo intervento che ha messo in luce proprio anche quello che le associazioni, il ruolo delle associazioni dei familiari possono avere durante per assistere i familiari durante tutto il percorso, perché non dobbiamo dimenticarci di dire che dai disturbi alimentari si guarisce, ma che il disturbo alimentare è comunque un compagno di vita che ci accompagna per tutta la vita, perché credo che nel momento della difficoltà di una persona uno si attacchi alla cosa che le dà più sicurezza, e per qualcuno può essere il cibo, per altri altre cose. Patrizia, vuoi aggiungere qualcosa? Intanto, sentite? Sì. Intanto sì, intanto voglio ringraziare per questi interventi perché credo che sia appunto un'altra occasione importante, preziosa di confronto e che da una parte anche in qualche maniera conferma che il ruolo delle associazioni è un ruolo attivo il ruolo delle associazioni e il ruolo dei familiari che sono anche all'interno delle associazioni, ma non solo, che può essere appunto attivo di scambio in questa rete di cura, ma è anche quindi inclusivo delle figure dei medici di famiglia, dei pediatri. Ecco, prima per Andrea, che ringrazio molto perché ha fatto una panoramica completa come suo solito, su tutta la problematica, ha parlato appunto di alcune delle cose che le associazioni possono fare e sono cose grandi. Noi cerchiamo di fare tante cose, anche non ultima quella di stare accanto proprio ai servizi, ai centri di cura, alle strutture che già esistono, ma chiedere maggiori risorse per loro, perché risorse in termini di umane e in termini anche economici. Questo è un altro dei compiti. Dove possiamo cerchiamo di arrivare anche noi, no? Con il volontariato, che è preziosissimo, e credo che sia un po' questa forse una chiave importante di lettura: esserci tutti, fare fronte comune, essere insieme. A volte ancora nei familiari e a volte anche da parte dei curanti non c'è la consapevolezza di questo essere fronte comune, no? A volte si fanno battaglie e sembra che combattiamo i genitori contro gli operatori, perché forse ci sembra che non prendano adeguatamente in cura i nostri figli, le nostre figlie. Ecco, io penso che bisogna concentrarsi su come si può fare e come lo si possa fare al meglio, no? Senza rimpallarci responsabilità, senza rifiutare i confronti. Anche i medici a volte hanno queste responsabilità, e anche i medici di medicina generale. Mi viene in mente, non parlo ovviamente di quelli presenti che sono attenti e hanno voluto appunto sfruttare l'occasione, ma mi viene in mente che anni fa famiglie, in particolare del meridione, perché abbiamo incontrato queste famiglie, ci dicevano noi, ed erano mamme, papà di bambine piccole e qualche bambino anche, noi siamo andati dal medico a dire che nostra figlia non mangia, ci ha detto che siamo ansiose, che siamo noi in qualche maniera malate, fino a che poi questa bambina magari sveniva, e allora lo stesso medico diceva portatela fuori da qui perché qui non c'è niente nella cura. Ecco, credo che rispetto a questo si sia fatto molto, credo che ancora molto si possa e si debba fare.
Questo è il Ok, segno di quello che vi dicevo stamani. va Grazie, bene. grazie a Ascolta, tutti. volevo dire un'ultima cosa, dottor Salve, volevo ringraziare per aver messo il segnale, il punto, acceso una luce su quello che non è l'anoressia, ma sono la bulimia e l'alimentazione incontrollata, che troppo spesso viene confusa con una obesità, proprio come ha detto lei prima. E l'altra cosa è che dobbiamo tenere presente che noi continuiamo a parlare al femminile, ma negli ultimi anni c'è stato anche un accrescimento del genere maschile, che è arrivato ad avere i disturbi alimentari. In tutto questo credo che dobbiamo avere molto chiaro e presente quanto sia importante la rete. Quindi riprendo quello che diceva adesso Patrizia, ognuno nel momento in cui c'è l'acuzia pensa di essere trascurato, di essere qualsiasi cosa, ma quello che fa forza rispetto a queste cose è mettersi tutti insieme, quindi dalle associazioni allo specialista internista, ai centri, allo psichiatra, allo psicologo. Dobbiamo smitizzare, anche dobbiamo togliere lo stigma di dire che questi sono patologie, sono capricci, che queste sono vere e proprie patologie che vanno curate. Cosa ne dice, dottor Salvo? Faccio una considerazione su questo che è estremamente importante. I disturbi dell'alimentazione e la gravità dei disturbi dell'alimentazione non sta nelle fasi di acuzie, che ovviamente sono gravi, vanno gestite e salvano la vita e tutto quello che è ovvio e che ha detto meglio di me il dottor Ferrari prima. Ma quello che noi dobbiamo sempre tenere in considerazione, anche rispetto a quello che diceva nella sua introduzione la Presidente, drammaticamente aggiungo, è la sofferenza psichica. Il filo conduttore dei disturbi dell'alimentazione in tutte le fasi in cui si possono presentare, al di là delle complicanze che ne sono un esito talvolta per fortuna temporaneo, è la sofferenza psichica, che talvolta è una vera comorbidità con altre patologie psichiatriche, ma talvolta è una sofferenza in quanto tale. E non è un problema, guardate, io voglio essere molto chiaro su questo, quando è un problema di malattia dell'anima o di altre cose di questo genere. La sofferenza psichica è sofferenza psichica, la sofferenza psichica ha delle manifestazioni che chi cura queste persone deve saper riconoscere, determina degli aspetti di rischio molto importante, e le condotte autolesive, anche non suicidiarie, ma anche quelle suicidiarie, in tutte le persone che hanno disturbi dell'alimentazione sono frequenti, molto frequenti. Bisogna imparare a non averne paura, bisogna imparare a gestire anche queste, sapendo che ovviamente non sempre le cose vanno come noi vorremmo, ma noi dobbiamo avere molto chiaro che lavoriamo con persone che hanno una sofferenza psichica intensa, in alcune fasi molto intensa, molto importante, e il sostegno a questa sofferenza psichica richiede una collaborazione strettissima con le famiglie e una capacità degli operatori di prendersene carico in maniera operativa e tecnicamente valida. La sofferenza psichica non è diagnosi correlata, non sta peggio psichicamente la persona che ha l'anoressia dalla persona sovrappeso perché ha l'alimentazione incontrollata. Anzi, noi sappiamo da molti studi che la qualità della vita delle persone con disturbi dell'alimentazione spesso è peggiore di quella delle persone che hanno delle fasi anoressiche della vita. E sappiamo anche che in queste patologie, ma non solo in queste patologie, il carico per il caregiver, per i familiari, è elevatissimo. Sono moltissimi studi che mostrano che avere a casa una persona, avere in famiglia una persona con disturbo dell'alimentazione produce un carico per le famiglie molto simile a quello di altre gravissime patologie organiche, o, per capirsi nell'ambito psichiatrico, di avere in famiglia una persona affetta da schizofrenia. Quindi, quando noi parliamo di sofferenza psichica, dobbiamo includere all'interno di questa riflessione
anche la sofferenza psichica dei familiari. Dottor Salvo, l'ultima cosa e poi dopo chiudiamo la nostra sessione. Parliamo di buone cure e buoni professionisti, ma noi ci affidiamo a chi troviamo. Come riconoscerli? I buoni professionisti e le buone cure? Beh, intanto diciamo che sarebbe buona cosa e secondo me sarebbe una cosa importante che il coordinamento e le associazioni ottenessero che almeno per quanto riguarda l'ambito pubblico e le regioni, non le aziende sanitarie, le regioni in quanto enti regolatori e individuassero quelli che sono gli ambiti, i contesti, i luoghi di cura dedicati o comunque che abbiano una competenza nota per i disturbi dell'alimentazione. Questo è estremamente importante perché è in qualche modo è l'ente che deve certificare, no? Non la qualità delle cure, ma che all'interno delle proprie reti quelli sono degli snodi, dei punti che sono importanti. E deve anche mettere in piedi dei sistemi di accreditamento seri per quelli che sono le strutture, perché diciamoci una cosa, noi oggi abbiamo osservato in questi anni il fiorire di una marea di strutture che fanno disturbi dell'alimentazione. Ce ne sono di tutti i tipi, comunità alloggio, comunità terapeutiche, case di cura convenzionate, alcune ottime, altre che non si sa che cosa facciano. Allora anche lì bisogna cominciare a chiedere degli standard stringenti di personale e di operatività. Cioè è impossibile che esistano delle strutture che mettono insieme ancora oggi bambini di 12 anni con persone di 50-60 anni. Questo credo che nella salute mentale avvenga solo nei disturbi dell'alimentazione. Io non credo che noi troveremmo mai, no, delle comunità terapeutiche per persone affette da schizofrenia, disturbo bipolare, altri gravi disturbi, nei quali trovare persone di 40-50 anni e ragazzini preadolescenti. Avviene solo in quest'ambito. Questo è un mistero di come si è stratificata questa situazione in Italia ed è una cosa che le associazioni hanno il diritto di chiedere venga corretta. E i servizi hanno il dovere di riflettere su questo, che è uno degli aspetti più importanti, no? Quindi poi dove indirizzarsi richiede anche che medici di medicina generale, pediatri di libera scelta imparino o vengano sollecitati e vengano anche messi nelle condizioni perché talvolta questo non avviene, di conoscere quelli che sono i servizi. Noi per esempio in Veneto più volte con l'ordine dei medici abbiamo mostrato qual è la rete dei servizi alla medicina generale e pediatri di libera scelta e lavoriamo con loro il più possibile, no, per tenere in piedi una rete che è complessa però è importante. L'ultimissima cosa, Flash, vedo che c'è anche una domanda su questo, ricordiamoci che un indicatore assoluto prioritario è che specialisti che dicono di curare i disturbi dell'alimentazione da soli non fanno buona pratica. D'accordo? Io credo di essere abbastanza esperto nel curare i disturbi dell'alimentazione, non credo che qualcuno possa dire che io curo i disturbi dell'alimentazione da solo in qualunque forma, perché questa cosa qui non è possibile, non è fattibile, non è una buona pratica e questo è sicuramente una delle cose che le famiglie devono imparare a conoscere. Ok? Grazie. Bene, possiamo chiudere questa sessione con questo insegnamento che oltre ad aver prodotto questo libretto che adesso verrà spiegato da chi lo ha preparato come aiuto per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, con questa ultima cosa che ha detto il dottor Salvo, credo che il coordinamento abbia già acquisito un compito da fare per il prossimo anno, che è quello di mettere insieme tutte le cose per poter aiutare anche le famiglie a chiedere quello che devono richiedere alle varie regioni. Un compito che il coordinamento, lo dico, me ne assumo io l'onere di dire, credo che svolgerà con grande piacere e sarà un compito che porterà a termine, mi auguro che ci auguriamo positivamente il più presto possibile.
Ringrazio tutti i relatori e lascio la parola alla seconda parte del convegno. Grazie. Grazie a tutti e complimenti insomma ai nostri relatori, perché anche in chat insomma ci stavano dicendo con quanta chiarezza avete espresso temi così delicati e difficili, e grazie anche al dottor Salvo insomma e agli altri relatori per aver già risposto a qualche domanda, anche perché forse a una di queste domande, come l'ultima, c'è solo una risposta, non ci sono altre risposte. Adesso